la Regione Friuli Venezia Giulia ha una finanziaria di oltre 6 miliardi e mezzo, che se paragonati ad esempio alla finanziaria nazionale effettivamente sono un'ottima percentuale. Penso che ancora una volta Fratelli d'Italia si distingua rispetto a delle misure che fondamentalmente vanno a favore dei nostri concittadini. È un Walter Rizzetto orgoglioso quello che presenta alla stampa i risultati del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia in Regione per la finanziaria del 2026. Tutti gli emendamenti approvati con gli argomenti più disparati toccati, dagli emendamenti dei vari Maurmair, Balloc, Costanza e Treleani. Parliamo del Burlo per quanto riguarda le proposte del nostro capogruppo Giacomelli e poi passando attraverso anche alla valorizzazione del territorio con proposte del consigliere Maurmai rispetto ai borghi antichi e borghi più belli, che tra l'altro sono tra i più belli d'Italia. Andando chiaramente a sfociare nel sociale con le proposte del consigliere Balloc rispetto ad esempio ad un tema molto sentito che è quello del linguaggio LIS, per poi chiudere con una proposta che è una proposta che abbiamo valutato con tutti i consiglieri, con Igor Treleani, con il consigliere Treleani, che fa del Friuli Venezia Giulia la prima regione d'Italia a dare dei fondi per quanto riguarda quello che è un nuovo mondo, ovvero il tema di applicazione di sistemi di intelligenza artificiale. La regione in tutte le sue sfaccettature, con l'importanza delle radici territoriali, la storicità dei borghi, ma anche il futuro, l'innovazione, la transizione tecnologica. Il Friuli Venezia Giulia diventa infatti la prima regione a offrire un supporto concreto in tema di intelligenza artificiale con lo stanziamento di 1 milione di euro. È quella di dare dei contributi, dei finanziamenti fino al 75% alle micro e piccole imprese e ai liberi professionisti di tutto il Friuli Venezia Giulia per la dotazione e la formazione del proprio personale sulle intelligenze artificiali. Crediamo che queste ormai siano delle tecnologie con le quali tutti noi dobbiamo confrontarci, è sbagliato a nostro avviso proibirle e quindi noi stimoliamo l'utilizzo consapevole di queste tecnologie. Se formati e adoperando con competenza queste tecnologie, l'uomo viene prima della tecnologia.